soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Ora in onda Pop Economia. Alessandra, a te la linea. Ben ritrovati cari amiche e amici di Radio Libertà. Lorenzo, rodiamo come sempre in diretta. Mi senti bene? Mi sentite bene? Sì, ti sento benissimo. Mi sento un po' lontani, ma procediamo comunque. Una buona notizia, cari amiche ed amici, alle 22 ora locale è stato annunciato il cessato il fuoco tra Libano ed Israele. Ad annunciarlo, a riferirlo al quotidiano israeliano Haaretz. Cominciamo bene. E allora 16:02 precise ci avviamo ad una nuova puntata di Pop Economia. Tra poco al rumore vedremo tutto passo dopo passo lo scenario internazionale. Rimanete con noi, ci sarà collegato alle 16:30 David Zebuloni in diretta da Israele, il presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, Mario Venezia. E allora dicevo Pop Economia, rumore, Pop Economia, l'economia reale, la vita vera, i nostri conti, quelli che non tornano ma che puntualmente ritornano e quelli che picchiano forte sulla crescita. Parliamo per esempio dell'inflazione che incide proprio, lo ha detto, c'è un report proprio di oggi, sui rischi della geopolitica. E poi ci sono i problemi reali, quelli realissimi, tristissimi, verissimi, dei lavoratori, quelli che in gergo noi diciamo si sporcano le mani. Mi riferisco nel caso particolare, lo avrete capito, ai lavoratori, agli operai di Stellantis che rischiano di rimanere al palo, rischiano di rimanere appresi e rischiano di rimanere a piedi senza busta paga. C'è stata molta attenzione ieri a Cassino, ora lo vediamo, e gli ospiti di oggi sono appunto per tutto ciò che concerne i consumi il presidente del Codacons, oggi collegato in video, l'avvocato Gianluca Di Ascenzo. Ben ritrovato presidente. Grazie per l'invito, è sempre un piacere. Ecco, lei mi conferma che ci sente bene, vero? Benissimo, perfetto. Audio grazie. perfetto. E in diretta, collegato telefonicamente, Lorenzo dammi un cenno se ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Gennaro Davino, segretario provinciale Wilm Frosinone. Benvenuto Gennaro qui su Radio Libertà, Pop Economia. Buonasera a voi e buonasera ai radioascoltatori. Buonasera. Ecco, un attimo solo per dare le specifiche di ogni puntata, dove potete ascoltarci, lo sapete già, ma ve lo ripeto, sulla Radio DAB se siete in macchina, alla voce Radio Libertà, ovviamente sulla pagina Facebook della radio, in questo momento c'è la diretta, sul canale YouTube e anche in TV sul 252 del digitale terrestre. Lorenzo, dove possono contattarci i nostri radioascoltatori? Allora, se volete chiamare in diretta, il numero è lo 0292 94 7222. Se invece volete mandare un messaggio su WhatsApp, il numero è il 340 670 9659. E allora, Gennaro in telefonica da Cassino, polvere di stelle, leggo qui da un sito online legocassino.it, ma ciò che ci preme ricordare e che ciò davvero che ci preme è che Stellantis non vada assolutamente in polvere. Che cosa è successo ieri, Gennaro? Con il sindacato c'è stata una tensione altissima, c'era la consulta dei sindaci proprio lì. Pensate, tutto si è svolto in Viale Umberto Agnelli. Ricordate Piedimonte San Germano? Ne abbiamo parlato pochi giorni fa. Nel 1972, famosissimo stabilimento, fondamentale stabilimento per la zona del Frusinate, è stata creata la mitica 126 Rossa. Tutto si è svolto in Viale Umberto Agnelli, tensione molto alta tra i sindaci. C'era la consulta dei sindaci ieri e i lavoratori. Gennaro, raccontaci. Sì, intanto nella giornata di ieri quello che va puntualizzato è che noi da oltre 6 giorni siamo davanti a quegli cancelli perché ci sono a repentaglio oltre 150 posti di lavoro, perché ormai le decisioni della dirigenza Stellantis di Piedimonte San Germano continuano ad essere pericolose e soprattutto stanno allarmando quello che è un territorio intero, passando da quelle che sono voci di corridoio fino ad arrivare a quelle che ormai sono diventate certezze. Le certezze perché ci sono dipendenti che da oltre 25 anni sono all'interno di quel sito produttivo con appalti che puntualmente ogni anno venivano rinnovati. Ebbene, l'unico obiettivo
che sta avendo Stellantis a livello nazionale, ma fortemente su questo territorio, è quello di mettere fino a tutte quelle che sono le aziende all'interno del sito piedemontano, dove da anni, ripeto, da anni sono collocati all'interno del perimetro di questo sito produttivo. Ecco, ieri si trattava di una hanno... protesta per il mancato rinnovo degli appalti, perché non c'è solo Stellantis, ci sono tutte le aziende che lavorano intorno a Stellantis, è così? Assolutamente sì, all'interno del sito parliamo delle aziende di edilizia, dove ci sono 32 padri di famiglia, ci sono la Trasnova con oltre 70 unità, ci sono Tecnoservice, la Logitech, parliamo di 150 padri di famiglia, dove l'obiettivo, ripeto, di questa direzione aziendale, di questo stabilimento è sempre la stessa: diminuire i costi e fare a meno dei lavoratori delle ditte esterne. Ieri mattina, ma partendo già dal giorno prima, abbiamo occupato quella che è la sala consiliare del comune di Piedimonte San Germano per costringere le istituzioni a far sì che si possano prendere carico di quelle che sono le responsabilità sociali di questo territorio. Abbiamo costretto i sindaci a venire davanti a quei cancelli e a prendere atto che non c'è strada possibile se non quella della protesta, perché va ricordato che questi lavoratori entro il 31 dicembre, se non si trovano soluzioni e condizioni diverse, vedono svanire il posto di lavoro. Ciò significa che dal 1 di gennaio avremo 150 famiglie sul lastrico. Tu dicevi ieri, questa non è una partita da vincere o da perdere, vedi se ho letto bene, ma è una guerra. Tu ti senti in guerra, Gennaro? Vi sentite in guerra voi sindacalmente e voi lavoratori? Ma guardi, noi abbiamo subito tante battaglie. Questa per noi è una battaglia, ma sta diventando ormai una guerra, dove c'è un silenzio assurdo da parte di Stellantis, ma quello che fa più paura e quello che mette più pericolo attorno a questi dipendenti, a questi padri di famiglia, è il silenzio assordante anche delle istituzioni, dove sono lontane, perché dobbiamo ricordare anche a chi ci sta ascoltando che c'è un territorio che ha una filiera totalmente in ginocchio, partendo da quelli che sono ammortizzatori sociali ormai in deroga e scaduti, dove abbiamo chiesto in tutte i consigli provinciali, in tutti i consigli regionali, in tutte quelle riunioni fino ad arrivare al Minit, per quanto riguarda il ministro Urso, che necessitiamo assolutamente di un ammortizzatore speciale per tutte quelle aziende che oggi non ce la faranno ad arrivare a finire quella transizione che sta mettendo in serio pericolo un territorio intero. Ecco, arriva il silenzio dalla politica e noi ieri abbiamo dato dimostrazione che c'è frustrazione e c'è un pericolo imminente per quanto riguarda il territorio, perché nel momento in cui finiscono gli ammortizzatori e non verranno rinnovati quegli appalti, sarà il territorio a contare i morti che ci saranno all'interno di questo sito produttivo e al di fuori. Ecco, questa è la guerra, sarà una guerra perché conteranno anche quelli che sono i bar, le farmacie, i supermercati. Dobbiamo ricordare che questo stabilimento conta 2.500 dipendenti. Se andiamo a contare l'indotto e il subindotto arriviamo a 6.000 persone. Se li andiamo a moltiplicare per quelli che sono il numero delle famiglie parliamo di 12.000 persone. Capite bene che il pericolo è grande, la paura è tanta, è vicino ad un preoccupazione. passo. Ecco, che cosa vi hanno detto gli amministratori locali per diciamo quella che è la loro facoltà ieri? Come siete rimasti? In quali accordi, in quali interlocuzioni? Guardi, ieri noi abbiamo raccontato quello che da oltre 6 giorni sta succedendo davanti a quei cancelli. Abbiamo raccontato quelle che sono le difficoltà e abbiamo raccontato quelli che potranno essere i futuri interventi anche da parte delle istituzioni. Noi abbiamo chiesto alla consulta dei sindaci, alle istituzioni provinciali e regionali presenti ieri davanti a quei cancelli, che devono prendersi carico di quella che è una responsabilità sociale, dove abbiamo chiesto un intervento immediato da parte loro, di un incontro per quanto riguarda Stellantis. Domani mattina alle 11.30 saremo dal prefetto, dove siamo stati convocati nella giornata di domani, questo grazie al sindaco di Piedimonte San Germano, che ha creato questa condizione insieme al presidente della consulta. Ebbene, domani chiederemo delle istanze che non possono avere tempi lunghi ma immediati, ripeto, laddove ci sono le condizioni di abbassare i costi
per quanto riguarda la gestione anche dello stabilimento, che sia comune, che sia provincia, che sia regione, bisogna intervenire. Abbiamo un obiettivo, quello di salvare questo territorio e salvare soprattutto questi padri di famiglia che non hanno più nulla da perdere, se non quello di protestare e difendere il proprio posto di lavoro. Chiarissimo Gennaro, e Gennaro Davino, lo ricordiamo, segue tutta la questione a livello provinciale, quindi è sul pezzo, sul territorio, perché è sempre dai territori locali che si comincia, perché lì la maggior parte, noi li stiamo esaminando tutte le regioni, che è lì che c'è il ceto produttivo del paese, la parte produttiva che sta soffrendo moltissimo. Rimani con noi, Gennaro, presidente di Ascenso. In questo momento, mentre parliamo, stavo vedendo i titoli in Piazza Affari. Piazza Affari è il rosso e indovinate un po', indovini qual è il settore più colpito, quello dell'automotive. Giù Pirelli, giù Ferrari, giù Stellantis. Lo abbiamo detto molte volte con il nostro esperto anche qui, Buddy Fox, e poi c'è questa crisi industriale pesantissima e i dati Istat sono chiari. La produzione industriale è scesa del 4%, anche qui dice l'Istat, pesa la crisi Stellantis, una produzione che ha mandato in negativo del 15,4%, l'ho detto anche l'altra volta, l'indice delle fabbriche e dei mezzi di trasporto. Questa crisi industriale che non accenna a terminare, come si ripercuote nell'economia reale e su noi tutti consumatori, oltre che ovviamente sui lavoratori? Sì, purtroppo è il ventesimo dato negativo dell'Istat sulla crisi della produzione, che si accompagna ovviamente anche a una crisi del fatturato. Ed è un dramma perché sembra di rivivere film che sono stati già vissuti dai lavoratori nel settore industriale in diverse realtà italiane. Ricordiamo anche oggi l'indignazione che ha causato l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis in Parlamento, perché sappiamo i contributi che molte di queste imprese negli anni hanno ottenuto dal governo. Sappiamo che c'è un certo modello di economia che a noi non piace, il trasferimento delle sedi legali in quelli che non possiamo definire paradisi fiscali perché stanno in Europa, però sappiamo che hanno un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello italiano, per cui ci domandiamo ancora oggi, parliamo tanto di Made in Italy, ma poi dopo sappiamo anche le polemiche del governo che sono state fatte sulla presentazione di alcuni prodotti come italiani, quando in realtà di italiano hanno ben poco. L'impatto, mi chiedete dell'impatto sull'economia reale, lo stava dicendo poco fa raccontando la realtà, sono delle famiglie dietro questi lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, e quindi c'è tutto un indotto, perché pensiamo a tutta l'economia che gravita intorno a queste famiglie, pensiamo ai supermercati, pensiamo anche banalmente ai luoghi che possono essere frequentati dalle famiglie per potersi godere il fine settimana, per consumare. C'è tutta un'economia di un territorio che rischia di cessare, e questo purtroppo lo vediamo già. Se mi consenti citare un dato sui consumi delle famiglie del 2023, che sappiamo che la spesa delle famiglie italiane è aumentata del 4%, ma in termini reali questo non corrisponde a un maggior benessere delle famiglie. In realtà c'è una diminuzione reale dei consumi di oltre l'1,5%, quindi questo dato ci preoccupa, e quindi dobbiamo cercare di fare il possibile, dobbiamo richiamare il governo, il decisore pubblico alle proprie responsabilità, cercare di fare il possibile, perché non è solo uno stabilimento che chiude, è tutto un territorio che rischia la desertificazione, e questo assolutamente non è accettabile da parte di nessuno. L'abbiamo detto molte volte, per esempio adesso ci sono le festività del Natale e tutti ci avviamo verso i supermercati per comprare il famosissimo panettone. C'è la crisi del cacao, presidente di Ascenso, no? E questa crisi del cacao è diventato l'oro nero, l'abbiamo detto molte volte anche qui, che però si ripercuote appunto sui prezzi e quindi brutte sorprese a Natale per il panettone. Quali sono le vostre stime? Poi chiedo a Gennaro come si comporta lì il territorio, quali sono le aspettative anche per l'economia del territorio, anche proprio semplicemente nell'andare al supermercato e comprare i beni sia di prima necessità e le cose dolci, le cose belle del Natale che tutti noi italiani amiamo e che sono, lo sappiamo, l'abbiamo 1000 volte detto con lei, irrinunciabili per noi. Sì, purtroppo l'avevamo già commentato a Pasqua e la situazione non è migliorata. Il costo del cacao, vuoi anche per problemi legati ai cambiamenti climatici, è arrivato oggi a $12.000 a tonnellata, insomma, che significa un aumento
incredibile del costo del cacao, e ovviamente questo si ripercuote su quelli che sono i dolci tipici delle nostre feste. Insomma, se stiamo registrando, poi insomma purtroppo ad oggi non ci consentono questi dati di essere ottimisti, però speriamo nelle offerte promozionali che magari possono aiutare le famiglie a riempire i carrelli. E adesso vediamo con lei, perché bisogna avere anche occhio per le offerte, perché si nascondono le cosiddette sole, no? I cosiddetti bidoni anche nelle offerte. Gennaro, com'è l'economia del territorio lì nei Scassinate, che è stata sempre una zona florida? Ci sono ripercussioni, voi lo vedete, lo sentite? Per quanto riguarda gli acquisti di Natale, come vi state comportando? Come si comportano lì i lavoratori? Io ho parlato del panettone, ma c'è tanto da comprare, tanti famosi regali, no? Che noi tutti facciamo. Guardi, il territorio vive di cassa integrazione ormai perennemente. Siamo da oltre 5 anni già in una crisi profonda, dove credevamo che quest'anno poteva essere l'anno in cui ci potevano essere annunci diversi, dove questo stabilimento ha avuto la missione produttiva e pensavamo che la fine dell'anno poteva portare qualcosa in più, invece non è stato possibile. L'economia del territorio è in ginocchio dove attività commerciali stanno ormai chiudendo. Ci sono bar e ristoranti che ormai non hanno più ragione di esistere attorno a quello che era ed è ancora lo stabilimento, ricordando che questo stabilimento sta lavorando soltanto un turno di lavoro, quando fino a qualche anno fa produceva fino a 1200 vetture al giorno, oggi ne produciamo soltanto 170. Ciò significa che c'è una transizione che sta mettendo in ginocchio e sta trasformando non solo quello che è il mondo metalmeccanico, il lavoro metalmeccanico, ma sta mettendo veramente a serio rischio quella che è un'economia sociale che purtroppo anche sotto Natale non vedranno pacchi regali, ma vedranno pacchi di licenziamenti. Pacchi di licenziamento. E invece, presidente di Ascenso, per chi volesse fare un viaggetto, chi se lo può permettere, come bisogna comportarci? Perché non tutti se lo possono permettere, però diciamo un po', parlavamo prima di sole e bidoni, ci dica un po' lei per i regali e per quanto riguarda anche le offerte promozionali. Sì, hai detto bene, perché il costo dei trasporti, purtroppo per chi dal nord, ad esempio, vuole ritornare al sud, ha raggiunto dei prezzi talmente elevati che paradossalmente può convenire andare all'estero e prendere un volo per rientrare in Italia piuttosto che cercare il volo diretto. E questo un po' ci dispiace, perché sappiamo che invece dal punto di vista turistico molti italiani scelgono ad esempio i mercatini di Natale nei territori o alpini piuttosto che delle montagne dell'Appennino, del centro Italia. Pensiamo all'Abruzzo, dove ci sono delle realtà che meritano di essere visitati. Dobbiamo stare attenti alle sole, come giustamente dicevi, perché in questa situazione di crisi e di budget a volte c'è la possibilità che qualcuno voglia, con delle offerte stratosferiche a prezzi ribassati, magari cercare di fare cassa per poi dopo costringere i malcapitati turisti a recarsi sul posto e vedere che in realtà quella struttura non esiste o magari è stata già prenotata da altri. Per cui il consiglio che diamo è sempre quello di fare delle verifiche incrociate, insomma, fare delle forate incrociate per vedere se la struttura risulta già prenotata, se esiste sul territorio, insomma, perché oggi internet offre grandi opportunità, però al tempo stesso è uno strumento che alcuni possono cercare di utilizzare per drenare quelle poche risorse che rimangono in capo a chi ha la possibilità di fare le vacanze, perché ad esempio stiamo registrando il fatto che circa un italiano su 3 ancora probabilmente teme di non riuscire a fare i regali di Natale proprio per effetto di questa crisi che si sta vivendo nel nostro paese. Gennaro, voi riuscirete a fare qualche regalo di Natale? Quali sono i tuoi programmi per il Natale a livello sindacale, lavorativo e anche oltre, se posso permettermi? Guardi, quest'anno penso che di regali ce ne saranno pochissimi. Noi siamo ormai tradizionali e passeremo il Natale in famiglia, con la speranza che, avvicinandoci a quello che è l'anno nuovo, sia un anno diverso da quello ormai passato. Noi quest'anno sul territorio stiamo mettendo in campo tutto quello che sia possibile affinché i lavoratori possano avere delle tredicesime laddove non riescono a maturare quelli che sono i famosi rateo. Come sindacato stiamo cercando di mettere in campo tutto quello che sia possibile con accordi con le aziende affinché ci sia la possibilità almeno di un Natale sereno in famiglia. Ripeto, noi però abbiamo chi è assente anche a questo Natale. È assente la politica, sono assenti le istituzioni locali, le istituzioni regionali. Noi abbiamo
veniamo purtroppo da un periodo in cui si sono fatte politiche anche a livello nazionale dove quei tavoli al Mimit non hanno portato nulla, ma soltanto una sfida, e la continua sfida di sfidare quello che è oggi il quarto produttore italiano, che è Stellantis, dove ad oggi non arrivano soluzioni e non arrivano condizioni che possano determinare un percorso diverso. Come sindacato noi non ci fermeremo e continueremo a tutelare e a difendere fino in fondo quelli che sono le lavoratrici e i lavoratori. Pertanto noi, come ripeto, siamo da oltre 6 giorni, dalle 5 la mattina, a fianco a quei lavoratori, continueremo ad essere a fianco a quei lavoratori, perché questa battaglia la dobbiamo vincere fino al punto di portare a casa il miglior risultato per tutti. Ma questo appello, io lancio un appello a quella che è la politica, a chi ci sta ascoltando, di intervenire nell'immediato per salvare quei posti di lavoro. Stiamo parlando non di numeri, ma di padri e madri di famiglia che stanno difendendo il pane dei propri figli. Noi dobbiamo creare le condizioni affinché non solo se ne parli, ma è il momento di agire, il momento di mettere in campo tutto quello che sia possibile affinché ci sia una soluzione che possa portare un qualcosa di positivo a tutto il territorio del Frosinone. Intervenire subito, mi auguro davvero, e lo spero, ma sono anche un po' sicura che qualcuno ci starà ascoltando in questo momento. Ci appelliamo tutti, perché l'appello è corale, questo è un problema del paese, è la nostra ex Fiat, sono i nostri lavoratori, alla politica, al decisore politico e a chi può interloquire e fare qualcosa di concreto. Grazie Gennaro, tienimi informata, tienici informati e ti aspetto presto. Grazie a voi e buona serata. Buona serata. E allora chiudiamo il collegamento telefonico con Cassino, Gennaro Davinio, presidente di Ascenso. Ho sentito delle parole molto forti, drammatiche, so insomma che lei ha seguito anche diversi tavoli, anche avvocato, quindi segue sempre le cause di lavoro. C'è una speranza secondo lei? Si può ancora ricostruire qualcosa? Perché Stellantis adesso sta facendo degli annunci roboanti in questi giorni, anche rassicuranti, no? Nulla chiuderà, tutto continua, anche per quanto riguarda le decisioni di Trump, noi ci adegueremo, ha detto Tavares, lo dicevamo la volta scorsa, lo dicevo la volta scorsa, il CEO di Stellantis, saremo flessibili e ce un po' rimetteremo, ecco, l'ha fatto proprio capire, a tutte le decisioni che vengono dall'America per poter continuare. Un messaggio serio, rassicurante o ci vede soltanto della pubblicità? Ma hanno detto pubblicamente che non vogliono abbandonare l'Italia, anche se sembra però L'hanno che già le abbandonata azioni... da tempo e l'abbiamo spiegato Esatto, benissimo esatto. qui in questa trasmissione come e quando e quanto l'hanno abbandonata. Ma al di là di questo sono fabbriche che non possono certo essere dismesse. No, è chiaro che allora è ovvio che in un mercato globalizzato purtroppo è complesso riuscire a intervenire, però quello come europei, quello che chiediamo, non solo come cittadini e lavoratori italiani, ma proprio come modello europeo di tutela dell'uomo, della persona che deve essere al centro dell'economia, non possiamo accettare di subire delle scelte che guardano solamente al dato economico e finanziario e non pensano che ci sono delle famiglie, anche perché poi dopo ci sono delle conseguenze che si ripercuotono anche nei confronti di chi guarda solamente questo tipo di mercato e di finanza, perché poi dopo c'è tutto lo diciamo prima, c'è tutto un territorio, le famiglie che non riescono ad avere un reddito per sopravvivere e portano all'impoverimento del territorio, sono l'impoverimento del mercato dell'economia italiana, per cui se noi vogliamo un'Europa forte, un mercato di oltre 450 milioni di persone che consumano beni e servizi, non possiamo prescindere dalla tutela dei diritti dei lavoratori. Il fatto che in Italia questi diritti sono tutelati in misura maggiore rispetto ad altri paesi non deve discriminare il nostro paese, anzi deve essere guardato come un modello nel quale si cerca di trovare un giusto compromesso, un bilanciamento tra le esigenze delle finanze e quelle dell'economia reale. Non è possibile prescindere, non possiamo condividere altri modelli, siamo consapevoli della difficoltà, siamo consapevoli che il mercato è globalizzato, ma deve essere possibile convivere, anche perché altrimenti le scelte le stiamo vedendo, la politica europea della scelta delle macchine cosiddette green, che poi sulla sostenibilità di questo modello
dell'economia, insomma ne abbiamo parlato ai vostri microfoni, grazie al professor Gualtieri, agli economisti, hanno detto che dobbiamo guardare bene cosa è sostenibile e cosa che invece viene presentato come tale, ma non lo è. Abbiamo visto la crisi delle macchine, delle autovetture elettriche, delle autovetture ibride, cioè le famiglie italiane non hanno 25-30 mila euro da spendere per poter comprare un'automobile nuova che risponda ai parametri indicati dall'Unione Europea. C'è poco da fare, cioè mi spiace utilizzare questa metafora, ma non grattiamo i soldi dal muro, insomma, se le famiglie non hanno, è diminuita la capacità di acquisto per effetto dell'inflazione. La capacità di acquisto è diminuita, stop, non c'è altro da fare, bisogna adeguarsi. Esatto. E questo, mi aggiungo a chiosa di questo primo blocco, non è un tema né di destra né di sinistra, è un tema di lavoro che attiene tutti. Tutti dobbiamo essere attenti su questo problema, che non è più un tema, che è diventato un problema reale, di economia reale. Chiudiamo questa prima parte, entriamo in rumore. Presidente Di Ascenzo, la ringrazio, la saluto, l'aspetto in questo intermezzo tra Natale, Capodanno, e vediamo come vanno le cose e soprattutto i consigli utili anche per le bollette e per le tariffe. Poi ci riaffrontiamo anche con l'onorevole Gusmeroli a breve. Grazie. È un piacere, grazie a voi. A presto. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Rumore. Va ora in onda Rumore. Alessandra, a te la linea. Il nostro secondo blocco, l'ho detto in apertura di puntata, non è un rumors, non è un'indiscrezione, ma una certezza, una buona notizia. Alle 22 ora locale è stato annunciato il cessate il fuoco tra Libano e Israele. Lo ha riferito il quotidiano israeliano Haaretz. E vedo in collegamento video il nostro ospite, con grande piacere che accolgo qui il professor Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Benvenuto, professor Venezia. Grazie, buonasera, grazie mille. Ben trovato. E allora tra poco si collegherà con noi, proprio in diretta da Israele, David Zebuloni, cronista, journalist di Makor Rishon, e ci, diciamo così, dipinge un po' il quadretto di giornata. Allora, professore, finalmente una buona notizia. E come la commentiamo questa ultima cosa battuta così proprio dalle agenzie? Ma tutto ciò che contiene la parola pace ci fa piacere, enorme piacere, perché dietro queste azioni di guerra c'è una sofferenza importante, una sofferenza incredibile che lacera le popolazioni, e quindi tutto ciò che porta alla pace, anche se da quello che ho potuto capire è una pace temporanea, nel senso che è una tregua più che una pace definitiva, credo che sia un buon inizio che potrebbe anche smuovere tutto il quadro molto complicato. Il quadro complessivo. Si tratta, leggo qui, di una proposta in 3 fasi con ritiro di Israele ed Hezbollah dal sud del Libano. Vedremo gli sviluppi. Intanto, professor Venezia, stamane Borrell ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti, dice basta scuse, riferendosi in maniera netta ad Israele, bisogna fare pressioni, le pressioni come si vede sono arrivate su Netanyahu, e poi dice questa
si lascia insomma, non proprio scappare, ma la dice proprio diretta diretta. Non si può applaudire la Corte, il riferimento è alla Corte dell'Aia ovviamente, che aveva spiccato i mandati contro Netanyahu, soltanto quando va contro Putin la Corte dell'Aia. E non si può rimanere in silenzio invece quando questa stessa Corte va contro Netanyahu. Poi c'è stato ieri Khamenei, l'Ayatollah, la guida suprema dell'Iran, che addirittura si è pronunciato dicendo ci vorrebbe per Netanyahu una sentenza di esecuzione. Ora, il quadro a Gaza, lo sappiamo, è drammatico, questo è un dato imprescindibile, io lo ricordo, lo dobbiamo sempre ricordare, una tragedia umanitaria senza precedenti, senza proporzioni. Pensate, la notizia di poco fa, via quasi 10.000 tende degli sfollati perché c'è stato questo nubifragio, questa terribile maltempo, e quindi gli sfollati sono oltre 10.000 dalle tende. Ma detto ciò, questa pressione, questa critica continua contro Israele, che lo ricordiamo, tutto è cominciato dopo il 7 ottobre, dal 7 ottobre, da quel tragico 7 ottobre, dopo l'attacco terroristico di Hamas contro Israele. Non le sembra un po' troppo esagerato? Oppure perché queste critiche? Perché? Ma effettivamente, se si ragiona a mente fredda, è incredibile che dopo che una nazione, uno Stato, un popolo, e quando parlo di popolo non è solo il popolo ebraico, perché in Israele ci sta il 20% degli abitanti che è arabo, è stato colpito in modo incredibile da un'azione puramente terroristica che ha portato a morti e rapimenti, ci sia poi una diciamo, reazione a quella che è la risposta israeliana. Che cosa avrebbe dovuto fare Israele secondo questi denigratori? Avrebbe dovuto fermarsi, aspettare, mettere, non so, degli striscioni? Che cosa avrebbe dovuto fare secondo loro? Israele ha reagito. Ricordiamoci che si opera in una zona medio orientale dove esistono anche degli equilibri di forza molto molto importanti. Israele ha reagito anche perché ha cercato in qualche modo, credo, commettendo anche degli errori sicuramente, di liberare anche gli ostaggi. Mentre noi stiamo parlando in questo momento, 101 ostaggi, questo è il numero più o meno, sono ancora lì in Gaza, nascosti da qualche parte, forse sono vivi, forse sono morti, non lo sappiamo, ma nessuno se ne sta preoccupando. Il signor Borrell non vedo che fa degli annunci o che chiede di poterli visitare. Mi domando quante delegazioni internazionali hanno visitato gli ostaggi. Non ce n'è una, lo dico con certezza. Questo è un punto sicuramente significativo. L'altro punto importante, a me viene da pensare, quando il leader iraniano si esprime per la pena di morte, devo dire che è un esperto, perché in Iran noi sappiamo quante sono le pene di morte che vengono comminate ogni anno per i motivi più disparati. Quindi è un paese dove è in vigore la pena di morte, cosa che non avviene in altri paesi, tra cui devo ricordare anche in Israele. Quindi in Iran c'è la pena di morte. Molto spesso questa pena di morte è stata comminata anche per motivi, tra virgolette, religiosi, cioè a seguito di editti religiosi, e quindi c'è una conseguenzialità in questo. Ovviamente un certo mondo occidentale non riesce a distinguere quali sono gli aspetti, poi la simpatia, l'antipatia o l'avversione politica anche nei confronti di Netanyahu è assolutamente comprensibile, giustificabile, non si chiede diciamo nell'unanimismo delle posizioni, però occorre anche essere lucidi. Quindi la voce diciamo degli attuali governanti dell'Iran viene ascoltata come se venisse dal fiore della democrazia, cosa che non è. Molto chiaro. Allora, professor Venezia, lei è figlio di Shlomo Venezia. Rileggevo un'intervista che lei ha rilasciato poco tempo fa. Suo papà è sopravvissuto all'Olocausto ed è scomparso poi nel 2012. Lei diceva in questo pezzo, la Shoah ha cancellato il concetto di inimmaginabile, però poi il 7 ottobre è successo quello che è successo e nessuno poteva immaginare, perché appunto è inimmaginabile. Ecco, le chiedo che cosa è cambiato da allora, dalla Shoah adesso, a questo che è accaduto il 7 ottobre. Allora, sì, il senso di quello che volevo esprimere è sostanzialmente, che confermo anche adesso, è che quando si è verificata la Shoah c'erano stati in precedenza storicamente dei pogrom, storicamente delle segregazioni, umiliazioni nei confronti del popolo ebraico, questo a vario titolo, per vari secoli in diverse località,
ma non si era mai arrivati a tanto, che era quello dello sterminio sistematico del popolo ebraico ovunque si trovasse nel mondo, e qualunque fossero poi le decisioni di eventuali soggetti, lo ricordo a tutti, nati ebrei che hanno deciso di propria volontà di convertirsi, di abbandonare l'ebraismo, che sono stati comunque catturati e uccisi perché di matrice ebraica. Quello era un desiderio, diciamo un disegno criminale di estinzione completa, complessiva di un popolo, il popolo ebraico ovunque fosse. Quindi ricordo a tutti che quando c'è stato il pogrom, o meglio la cattura degli ebrei ungheresi trasferiti nei campi di sterminio e uccisi in 400.000 unità, la Germania si stava ritirando, le truppe tedesche si stavano ritirando, eppure hanno destinato uomini e mezzi per catturare gli ebrei ungheresi e per sterminarli. Questa è la volontà genocida, ecco che la parola genocidio nasce in occasione proprio di questo fenomeno. Ora, comparare un genocidio non per le dimensioni, ma per la finalità, a quanto è avvenuto il 7 ottobre, mi sembra poco coerente. Poco coerente, poco opportuno. Ecco, e lei mi dà l'assist per una domanda molto delicata. Papa Francesco, lo hanno riportato tutti i giornali, in primis il Corriere della Sera, ha detto qualche giorno fa: bisogna indagare se a Gaza è genocidio, appunto, parliamo di genocidio oppure no. Ovviamente subito c'è stata la precisazione del segretario di Stato Parolin, che ha precisato così: Papa non intendeva dire questo, nessun antisemitismo da parte del Papa. Poi c'è stata un'altra reazione, non la prima, questa è una diciamo di una lunga serie, l'ultima di una lunga serie, del rabbino capo di Segni. C'era stata pure quella di Fadul con il presidente della comunità ebraica, che avremo a breve qui, e di Segni dice: questa è una nuova puntata di noi buoni e voi cattivi. Ecco, continue frizioni, io le chiamerei incomprensioni. Solo questo, che cosa c'è che non va nel dialogo tra Santa Sede e comunità ebraica? Allora, premesso che il dialogo con la Santa Sede, lo sappiamo tutti, va avanti nel corso degli anni con i massimi vertici dell'ebraismo, questo a prescindere dall'ebraismo romano, italiano, quello che fosse, ci sono contatti continui. Ricordo a tutti che 2 anni fa c'è stato a Roma un incontro del World Jewish Congress, l'organizzazione ebraica mondiale, che si è riunita in Vaticano su invito del Papa. Quindi questo è il tipo di rapporti dove ci sono stati documenti scambiati in comune. È chiaro che in questo momento in cui c'è una guerra in corso, ripeto, è una guerra in corso, l'uso delle parole va probabilmente pesato in modo diverso rispetto a quella che può essere una conversazione che si svolge normalmente. Queste parole sono parole sensibili, ripeto, genocidio è un termine che ha un valore, prima di essere coniato, ripeto, è stato associato a determinati fatti. Quindi l'uso di quel termine proposto dalla massima autorità religiosa del mondo cattolico, così importante nei rapporti tra le religioni, evidentemente crea grande preoccupazione. Perché? Perché comunque diciamo che se non c'è una sintonia tra le grandi religioni, metto anche in questo la religione musulmana ovviamente, oltre quella cattolica e quella ebraica, è chiaro che certi ragionamenti si fanno solo sulla carta. È importante che ci siano delle forme di vera condivisione e di comprensione di quello che è l'altro. Allora l'uso della parola genocidio, chiaramente per i motivi che ho detto prima, non ci trova d'accordo. Ed ecco, proprio a questo era finalizzata la mia domanda. E a Roma, giorni fa, sono stati stanziati dei fondi importanti per ristrutturare degli stabili, uno in particolare che verrà poi adibito al liceo della cultura ebraica. Quanto è importante oggi consolidare e anche condividere qui in Italia la cultura ebraica? Ma direi che la cultura ebraica, la conoscenza della cultura ebraica è fondamentale per conoscere la cultura occidentale. Quando si parla di radici giudaico-cristiane dell'Europa, non è che è stato un riconoscimento, come posso dire, forzoso, è un riconoscimento di ciò che è avvenuto nel passato, quindi un sedimentarsi nel corso dei secoli di quelli che erano i principi, diciamo, sia religiosi ma anche etici e morali, che venivano poi applicati a quella che è la vita di tutti i giorni. La tradizione ebraica è una delle tradizioni delle grandi religioni che ha permeato anche la vita concreta delle persone, perché c'è molto di concretezza in questo.
dalla disciplina, diciamo, di quelli che sono i rapporti tra vicini, alla disciplina giuridica, di come gestire i processi, di come gestire le costruzioni. C'è un proliferare di studi, di applicazioni, di ricerche che poi sono stati anche applicati nella vita, ripeto, del mondo occidentale, poi non solo, perché poi ci sono, diciamo così, momenti di confronto anche col mondo orientale, quindi non solo occidentale, no? Abbiamo casi concreti. Quindi questo sicuramente è un punto importante. L'aspetto della scuola, della cultura è stato sempre fondamentale appunto nella tradizione ebraica, perché era, diciamo così, l'elemento che poi teneva il collante, che teneva unito un popolo che non aveva un proprio Stato, che non aveva una propria terra, che veniva costretto spesso ad abbandonare la terra sulla quale abitava. E quindi l'aspetto culturale, come si dice, possono levarti tutto, ma la tua cultura, le tue conoscenze le porti dietro con te e non occupano spazio. Ecco, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, quali sono le iniziative di questa importante fondazione? Shoah di Roma, lo ripeto. Sì, direi che ovviamente si continua a lavorare, il lavoro è estremamente intenso, perché cerchiamo oltretutto di dare delle risposte alle domande che ci arrivano dalle migliaia di studenti, di professori, di visitatori che abbiamo alla Casina dei Vallati, quindi do già questo primo riferimento. Parliamo di Largo 16 ottobre, un luogo commemorativo già nella propria definizione, siamo nel pieno centro di Roma, nell'ex ghetto, abbiamo delle mostre temporanee, ma durano all'incirca 12 mesi più o meno, e stiamo lavorando su una mostra importante che verrà inaugurata a fine gennaio, perché è l'80° della liberazione del campo di Auschwitz. Ecco, Quindi, quando ci può dare una data che poi io lo riannuncerò qui in non radio sto anche? stabilendo la data precisa, però direi precisa perché ci sono diverse necessità di calendario, ma stiamo intorno al 23-24 gennaio, quindi fine gennaio, perché invece stiamo organizzando un viaggio della memoria con il Comune di Roma per essere il 27 gennaio l'80° dell'apertura della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau ad Auschwitz-Birkenau con le delegazioni internazionali, quindi per gli 80 anni. Nel frattempo, grazie per la domanda che mi ha fatto, stiamo proponendo il documentario che abbiamo realizzato con la Forma International sulla vita di Liliana Segre. Quindi abbiamo questo docufilm, lo abbiamo già presentato alla Festa del Cinema di Roma, l'abbiamo presentato a Milano. Prossima fine settimana saremo alla Sapienza a Roma, che ringrazio nuovamente per la disponibilità. Primi di gennaio saremo a Torino. Quindi veramente un documentario, un docufilm molto interessante sulla vita di Liliana, che qualche volta partecipa anche alle proiezioni e ci dà grande valore aggiunto. Se poi magari un frame possiamo presentarlo anche qui in radio, le sarei davvero grata, magari più in là. Con molto piacere, assolutamente sì. Poi ci mettiamo d'accordo, grazie mille. I giovani quanto sono sensibili a tutte queste attività? Ecco, in una battuta, perché credo che abbiamo anche Davide collegato. Allora, ovviamente parliamo dei giovani con i quali siamo in contatto, parliamo di migliaia di giovani. Tanto per darvi un'idea, l'anno scorso abbiamo presentato in diretta sui social, noi usiamo TikTok, Facebook, YouTube, tutto quello che è possibile nel modo migliore, chiediamo. Quando si è presentato Sami Modiano abbiamo avuto 500.000 studenti online collegati, che hanno mandato circa 6.000 domande dirette. Qualcuno è stato meno gentile, ma il grosso di questo gruppo di giovani che noi adoriamo era curioso, interessato, affettuoso anche, questo è importante. Quindi abbiamo grossi interventi sull'alternanza scuola-lavoro, giovani volontari che ci aiutano nella fondazione, quindi c'è un lato di gioventù che riteniamo essenziale per il nostro futuro. E questa sì che è una buona notizia. Abbiamo Davide Zebuloni, vero Lorenzo? Me lo confermi in telefonica? Sì, abbiamo Davide Zebuloni in linea. David, buonasera, ti presento di nuovo, giornalista bravissimo in collegamento da Israele di Macornishon. Ben trovato. Un'emozione mia, ben ritrovata, un'emozione sentire parlare Mario Venezia, figlio di Shlomo Venezia, uno dei giganti dell'ebraismo italiano, e non solo dell'ebraismo italiano, ma dell'Italia e della sua storia. Ciao Davide. Eccoci, e allora l'ho detto in apertura e l'ho detto di nuovo poco fa, alle 22, me lo confermi Davide, ora locale, ci sarà questo annuncio della cessazione del fuoco tra Libano e Israele. Lo ha detto Arez, lo ha riferito Arez. Come stanno le cose? Che notizie hai tu di primissima mano?
Sì, sono aggiornamenti in tempo reale. Il gabinetto di guerra si è riunito un quarto d'ora fa alle 5:30 locali. In Israele siamo un'ora avanti, quindi corrispettivo delle 4:30 italiane. Ancora non è emerso nulla da questo incontro, è appena iniziato, ma il New York Times ha pubblicato un'indiscrezione secondo la quale i vertici di Hezbollah abbiano accettato le condizioni di questo cessate al fuoco. È troppo presto per parlare appunto delle decisioni del governo israeliano, ma sembrerebbe che si stia optando per l'appunto per un cessate al fuoco. Si va verso questa via. Qual è il clima lì in Israele, David? Come sempre si dice due ebrei, tre opinioni, ognuno la pensa in maniera diversa, c'è una spaccatura a proposito di questo cessate al fuoco per il semplice motivo della sua efficacia. Gli israeliani si domandano cosa garantirà loro una pace concreta a lungo termine e temono che un cessate al fuoco momentaneo in qualche modo funga da cerotto, da toppa, che dia una tregua per l'appunto momentanea, ma non risolve il problema terroristico al di là del confine, mentre speravano che questa guerra potesse in qualche modo indebolire Hezbollah a tal punto da riuscire a spodestarlo e ripristinare una forma di democrazia in Libano, non solo per se stessi, ma anche per il bene del popolo libanese. Ecco, c'è una spaccatura, c'è chi pensa che questo cessate al fuoco sia sbagliato e invece c'è chi pensa che sia assolutamente necessario dopo oltre un anno che gli sfollati israeliani, 100.000 sfollati a nord, non abitano le loro case. Forse questo cessate al fuoco potrebbe permettere loro di tornare a una routine perlomeno parziale. Quindi l'opinione pubblica, mi stai dicendo, è molto divisa e c'è anche una forte opposizione dell'ultradestra su questo versante, è così? Sì, proprio per questo motivo, per una riflessione a lungo termine. Diciamo che forse anche, no, senza forse, anche dopo il trauma del 7 ottobre, di questo Hamas che per anni si è pensato che fosse inoffensivo, che fosse meno pericoloso di quanto si pensasse, si conosceva l'entità del problema, ma si rimandava a quella che poteva essere una soluzione diplomatica o non diplomatica. Ecco che gli israeliani, in questo caso nello specifico il fronte destra della Knesset, temono che questo cessate al fuoco, questa tregua, possa, come dicevo prima, rimandare la soluzione del problema, La soluzione ma del problema. risolverlo. Sì. Ecco, c'è stato anche molto rumore e molta costernazione e agitazione anche per l'uccisione del rabbino Zvi Koga negli Emirati Arabi. Netanyahu ha detto faremo giustizia. Che cosa è successo lì? Come è andata quella vicenda? Allora, ancora si sta indagando, è stato uno shock, credo non solo per Israele, ma per tutte le comunità ebraiche del mondo. Si parla di antisemitismo, si accusa antisemitismo, ed ecco la massima espressione di questo antisemitismo così feroce e così violento. Rav Kogan, Zvi Kogan, un ragazzo giovane che abitava ad Abu Dhabi e operava lì per conto della sua comunità, la comunità Chabad, che è una comunità ultraortodossa, e è stato prima rapito e poi assassinato. Secondo le prime indagini sembrerebbe che è stato rapito e assassinato per mano di 3 agenti uzbeki che operavano per conto del regime iraniano, del capo supremo Ali Khamenei, che invece ha festeggiato dichiaratamente l'assassinio. Ecco che questa guerra ancora non aperta e dichiarata contro l'Iran comincia a prendere forma in modo inaspettato e diverso da come ci si aspettava. Ecco, in ultimo vorrei chiederti questo. Il professor Venezia ci diceva di una grande motivazione dei giovani verso le iniziative della fondazione, quindi una partecipazione anche a volte, professore, inaspettata, no? Che quindi ci riempie anche di stupore e anche di gioia, perché è importante la consapevolezza che i giovani vanno via via prendendo. L'opinione pubblica, tu mi dici, Davide, è molto divisa in Israele, inevitabilmente. E qual è la reazione e qual è lo stato d'animo dei giovani lì in Israele? Propriamente i giovani, ti chiedo. Sì, innanzitutto specifico che questo è un parere personale, poi magari mi sbaglio, il fatto che l'opinione israeliana sia divisa è un sintomo sano di una società democratica che la pensa in maniera diversa. In Israele ci si può esprimere a favore o contro qualunque causa,
esprimendosi in maniera più o meno estrema, ma per ogni opposizione c'è una coalizione, per ogni coalizione c'è un'opposizione, e quindi questo dibattito acceso è un dibattito sano e democratico, a differenza del dibattito inesistente che invece non esiste appunto al di là del confine. E la percezione dei giovani è una percezione diversa del conflitto, forse non... forse meno stanchi appunto di quanto siano i più anziani che ricordano le guerre passate di Israele, meno sazi, meno spaventati, rivendicano per l'appunto una pace che sia una pace concreta, che non sia per l'appunto un cessate al fuoco o un cerotto, come dicevo prima, ma dimostrano un grande interesse a ripristinare una quiete totale, assoluta nel territorio israeliano, e infatti poi il tasso di le percentuali di riservisti che si arruolano per servire il paese e proteggerlo sono altissimi per i precedenti, ed è appunto un sintomo di questa gioventù che vuole non solo a parole ma anche a fatti riportare il silenzio, la sicurezza, la quiete e si spera anche la pace nelle loro case. Ecco, professor Venezia, tutti vogliono una pace vera, una pace duratura. Che cosa ne pensa? E le chiedo in finale, noi abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione dei cortei Propal di questa divisione così forte, così netta, che poi porta a degli scontri violenti e che nasce da un'incomprensione totale. Come si può, mi rendo conto che è una domanda molto delicata e forte, ma come si può cominciare a rinsaldare questo tessuto così diverso, questi due fronti così opposti e così diversi l'uno dall'altro? Come si può far comprendere quello che sta veramente accadendo? Il tema è che purtroppo non c'è una soluzione pronta, non c'è una soluzione semplice, è una soluzione molto faticosa. In questo momento ha preso, diciamo, piede sicuramente l'aspetto propagandistico. Nel momento in cui si grida Free Palestine, no? Si dice, sottostante è dire che la Palestina, secondo questi signori, deve essere liberata dagli ebrei, sostanzialmente, non dagli israeliani, dagli ebrei. Domando a questi signori dove dovrebbero andare gli ebrei, no? Anche concretamente, come primo elemento, no? Quindi dove dovrebbero andare? Ad Amsterdam, dove sono stati trattati in quel modo, in Francia, negli Emirati. Già questo è un elemento che fa capire che non c'è alcun nesso con queste frasi propagandistiche e quello che sta avvenendo. Quando i movimenti LGBT non fanno partecipare l'LGBT Israele, che è l'unico paese del Medio Oriente che ospita il movimento LGBT, dove vengono al Gay Pride, vengono da tutto il mondo arabo, quelli che riescono a poter venire, a poter andare via per manifestare liberamente, dimostriamo che stiamo in piena propaganda, perché questo è l'elemento importante. Allora, il tessuto civile di Israele, che è un tessuto molto forte, come quello delle università, non può essere abbandonato o addirittura osteggiato. Quello è un istituto, un tessuto civile che deve essere rinforzato e col quale si possono trovare gli accordi veri e la possibilità di andare avanti, perché è un tessuto vivo, esistente, vitale, è un tessuto che manifesta, come diceva David molto attentamente, anche delle contrapposizioni all'interno di Israele. Ma che dimostrano una vivacità della democrazia, ovviamente, no? Assolutamente, dove le varie voci possono parlare, dove nel momento in cui ci sono delle azioni del governo che non sono ritenute consone, interviene la Corte di Giustizia, dove ci sono delle possibilità di dialogo assolute e non c'è un partito unico che decide cosa fare, sì o no. Quindi è su questo che, se effettivamente ci sono movimenti democratici in Italia, come ce ne sono, dovrebbero porre la loro attenzione con i movimenti civili israeliani che sono già presenti. La speranza nostra quale sarebbe? Che ci fossero altrettanti movimenti anche in altri paesi, che non fosse solamente Israele, ma lì il processo è sicuramente più lungo, ma ciò non toglie che questo potrebbe essere. Ricordiamo comunque sempre che ci sono delle contrapposizioni anche dal punto di vista religioso. Non si può ignorare che c'è una presenza, non so dire quanto grande, di un estremismo islamico che ha un punto di vista che non coincide con il nostro, proprio nella concezione del mondo. Con il nostro intendo dire
mondo occidentale che può essere con proprio... il mondo occidentale, semplicemente con il mondo occidentale. Esatto. Dunque no alla propaganda, no alla manipolazione, mi sento di dire chiudendo, e sì ad una corretta informazione soprattutto alla conoscenza della storia, credo quello che fa tutti i giorni la fondazione, la sua fondazione. David, vuoi aggiungere qualcosa? Ho un minuto soltanto, chiudiamo? Credo che Mario abbia detto tutto in maniera eccelsa, non credo che vada aggiunta nulla, se non per appunto un auspicio sincero, perché parliamo di guerra, parliamo di tragedie, abbiamo parlato di Vizivicoga, abbiamo parlato dei soldati al fronte, un auspicio, una speranza sincera per giorni migliori, giorni di pace, ma una vera pace, una pace duratura in Medio Oriente che possa poi propagarsi fino all'Europa, che personalmente mi preoccupa un po' per la piega che sta prendendo. Speriamo che questo cessate il fuoco sia il primo passo. Grazie professor Venezia, l'aspetto presto. Volentieri. Di nuovo, e grazie a Davide Zebuloni sempre per il tuo prezioso contributo e le tue informazioni in presa diretta. Grazie Davide. Grazie a te, grazie a te. E vi saluto, vi abbraccio, a martedì prossimo. Avete ascoltato